la partita di ritorno della Coppa Italia Eccellenza. Benvenuti amici telespettatori di Sportisi. Dal comunale di Bagheria si gioca il derby di Bagheria Città delle Ville contro Bagheria 90-0-11. Sono entrate adesso in campo le due formazioni schierate al centro del cerchio di centrocampo. Si scambiano i saluti, l'andata è terminata 1-1 allo stadio comunale di Monreale. Le squadre prossima settimana debutteranno in campionato. La squadra di casa, Bagheria Città delle Ville, giocherà contro l'Accademia Trapani. Gli ospiti andranno a Castellammare in una trasferta subito insidiosa alla prima giornata di campionato, ma intanto c'è oggi da vincere la partita e passare il girone. Si pensa soltanto a questa Coppa Italia Eccellenza. Andiamo rapidamente a leggere le due formazioni. Iniziamo appunto con i padroni di casa che si schierano con Cannizzaro in porta, poi Abate, Scampinato, Petrullo, Costa, Florio che è anche capitano, poi Caracappa, Ballariano, Ordognez, Girgenti e Giglio. Risponde il 90-011 con Basile, poi Cirafici, Fontana, Africano, Iezzi, Lobosco, Mendola, Pellegrino, Pucci, Tabasso e Zummo. In porta fra i pali a difendere i pali della squadra Amaranto. Subito sul pallone capitano del 90-011 Lobosco in maglia 9. Lo vedete, darà lui il via a questo match. Aspettiamo una partita equilibrata sin dal primo minuto. L'abbiamo visto all'andata, quando il match è terminato 1-1. Si decide tutto oggi. Ricordiamo, in caso di parità saranno calci di rigore. Aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Si può cominciare col possesso palla degli Amaranto che girano. Vediamo se ci sarà un iniziale momento di studio fra entrambe le squadre. Qualche giorno fa appunto si sono già sfidate nella gara d'andata. Qui subito fare la prima chiusura del suo match Abate qui sulla fascia sinistra in maglia 23. Lo vedete ancora lui a svettare con la testa, con un fallo però secondo il direttore di gara commesso ai danni di Fontana. Si è sceso subito il duello fra Fontana e Abate, appena 45 secondi e subito calcio di punizione su cui ci sono due battitori. La squadra ospite chiede però il cambio della sfera a Pucci. Vediamo se andrà lui con il mancino o se ne incaricherà Iezzi col destro. Si allontana Pucci, va il numero 10, mette dentro, pallone un po' corto, Abate male, poi lato corto dell'area di rigore. Ancora Iezzi, sinistro dentro, deviazione, prova a salire Ordognez in pressing, si alza il pressing del Bagheria Città delle Ville, forse anche un fallo. Si chiariscono subito il centrale, gli ospiti e l'attaccante della squadra di casa. Non c'è nulla secondo il direttore di gara. E ancora il 90-011 a pressare da questo lato sull'out destro offensivo. Occhio al pallone un po' a metà, poi in gestione il 90-011 adesso con Costa che riparte dal suo estremo difensore Cannizzaro. Non va da Costa ma allarga sul lato destro, la laterale sì è degli Amaranto. Bandi rimessa laterale offensiva, sponda sbagliata, Costa ancora con la testa, prova a recuperare, c'è un fallo da parte dell'esterno mancino in maglia 3 Pellegrino. Punizione allora per Costa sull'out destro del Bagheria Città delle Ville, chiede la distanza
lungo il pallone, prova a inseguirlo Kevin Girgenti che si impegna, esce bene però senza nessun tipo di problema Zummo e la fa sua. Gestisce col pallone fra le mani e poi preferisce giocare corto dai suoi centrali Zummo piuttosto che lanciare il pallone verso il suo capitano Lo Bosco, e qui però gestisce alla grande, poi Florio in qualche modo trattenuto riesce a guadagnare con esperienza il calcio di punizione, la va gestita comunque bene Lo Bosco, attaccante su cui si poggiano le fortune del 90-0-11, cercare di mettere ferro e fuoco la difesa dei padroni di casa, duello che sicuramente sarà bello e si è già acceso sia con Florio sia con Spampinato lì al centro della difesa dei padroni di casa. Proprio Spampinato qui lascia scorrere facile per Cannizzaro, che poi va corto anche con un pallone un po' difficile da gestire per Petrullo, che comunque se la cava bene. Spampinato, Costa, adesso provano a imbastire l'azione dal basso i padroni di casa, lancio lungo su cui esce Zummo. Due portieri in questo momento chiamati non tanto alle parate in questi primi 4 minuti e 30 scorrono sul cronometro, quanto più delle uscite quasi fuori dalla loro area su palloni lunghi. Entrambe le squadre sembra che in questo momento stiano giocando molto a cercare la profondità. Qui laterale guadagnata dagli Amaranto, con le mani va Pellegrino, con la testa non benissimo, il pallone arriva da Girgenti, si appoggia da Ordonez, ancora Girgenti, accelera, entra nel rigore sinistro, e questa è la prima conclusione in porta della partita al minuto 5. Ci ha provato Kevin Girgenti col sinistro, troppo debole però per impensierire Zummo, che ha già rinviato, e Florio è già intervenuto e ha messo in rimessa laterale. Gestisce il 90-011, pallone perso e allora ancora a sgasare Girgenti, sempre il numero 10 che sembra in gran forma, Ordonez, ancora lui in area di rigore come prima Girgenti, stavolta però rientra sul destro, deviazione, ma c'è stato un fischio da parte del direttore di gara che sinceramente non ho ben compreso. Vediamo Zummo da dove rimette il pallone in gioco. Ancora Girgenti a inventare, stavolta Ordonez a concludere sempre dal lato in cui Girgenti aveva concluso qualche minuto fa. No, si riparte semplicemente dal fondo. Aveva fischiato il direttore di gara, non abbiamo capito bene il fischio. Qui Florio a recuperare, si riparte da Cannizzaro. Vediamo se gioca corto da Spampinato, no, cerca il lancio lungo su cui c'è di testa Pellegrino, che però lancia involontariamente Giglio, punta il diretto avversario Giglio, è tutto mancino, invece va sul destro sul fondo, poi si ferma il pallone e rimane lì per il destro tentato da Caracap, che però si vira sopra la traversa di Zummo che lascia scorrere, ma in questo momento sicuramente, soprattutto negli ultimi 2 minuti, più pericoloso il Bagheria Città delle Ville, che ha già concluso alle partite di Zummo 3 volte, soltanto una però nello specchio è abbastanza innocua, il sinistro di Girgenti. Qui bene, spalle alla porta, Fricano guadagna fallo, già nervoso il numero 20, che va a richiamare quasi come se fosse il direttore di gara Ballariano, l'avversario che ha commesso fallo proprio su di lui. Lancio lungo sulla testa di Spampinato,
E poi la laterale per Abate. La voleva subito corta Florio, preferisce poi andare avanti invece Abate. Ordóñez va di sponda, K a cercare di fare correre ancora il numero 9 che la mette giù con un'eleganza fantastica. Giro palla della squadra in maglia e pantaloncino bianco spampinato. Lancio lungo a cercare di far partire il braccetto a destra che costa troppo lungo, però il lancio del numero 33 che aveva comunque avuto una buona idea. Eccessiva però la potenza infitta al pallone. Allora Pellegrino con le mani, sempre in pressing alto Costa. Iezzi ha fatto bene la sponda, poi occhio Abate qui, diagonale difensiva puntuale, si appoggia da Cannizzaro che gestisce bene e va da Ballariano. Abate preso in pieno africano, se la cavano in qualche modo l'8 e il 23. Florio la voleva Cannizzaro, cambia idea, va da Ordóñez, lungo il lancio, ancora il 9 a impegnarsi, stavolta però non la tiene, c'è fuori gioco. Questo è il numero 9, secondo il Guardaline era partito con un attimo di anticipo sullo scatto di Cirafici e compagnia. Lancio lungo di Zummo, con la testa passa il pallone, arriva spampinato prima di Capitan Lobosco. Zummo lungo, Lobosco si impegna, Costa non la tiene in campo. Si abbassa Lobosco per la laterale, Pellegrino però ricomincia da dietro e gira Pucci, sbaglia e regala all'altro numero 4 della squadra di casa che fa correre Gio che mette il motorino. Pellegrino però, bella chiusura difensiva nella sua area di rigore. Iezzi spalla alla porta, duello con Costa, piede perno e si gira bene e prende il centro del campo, gira tutto, poi malissimo da Ordóñez. Bene la prima giocata delle 10, poi Ordóñez adesso a far correre subito Gio, che rischio di Pellegrino, punizione dal limite. Quanto ha rischiato il numero 3 nel trattenere Gio che era scappato alle spalle. Prende anche il primo giallo del match, non ha concesso calcio di rigore. A questo punto a mio avviso ha fatto anche bene, perché Gio era passato nel rigore, sarebbe probabilmente andato nell'1 contro 1 con Zummo. E allora punizione dal limite, su cui c'è già Kevin Gingenti sul pallone. Anche Gio però che se l'è guadagnata, se non sbaglio, è lì accanto a lui. Barriera piazzata da Zummo a 4. Punizione dal limite pericolosissima per il Bagheria per sbloccarla. Girgenti e Gio, destro e sinistro sul pallone. Vediamo chi va. Girgenti carica destro, punizione a mezza altezza bruttissima, barriera piena. Poi Gio scarica il mancino, troppo centrale per Zummo, si salva il 90-011 e Zummo si arrabbia nuovamente con la propria difesa, perché non sa mai a chi giocare il pallone corto. Giocano ancora dal basso gli ospiti. Florio qui chiude bene e riparte da Cannizzaro. Rischio enorme del numero 1 che si prende la briga di dribblare il diretto avversario. Si trattava di Fontana che è andato in pressing quasi nella sua area piccola,
non ha avuto paura Cannizzale. Intanto dall'altro lato Kemir Girgenti ha strappato, passa ancora, poi mette il corpo, intelligente Basile, ma Girgenti era passato col suo solito dribbling incredibile anche nel 2 contro 1. Qui lancio lungo, si è impegnato Fontana, che però non è riuscito a tenere il pallone in campo. Ma occhio a Girgenti quando si accende e accende il motorino, perché sembra quasi infermabile. In questo momento gli sta mancando solo l'ultima conclusione o l'ultimo passaggio. Con le mani a bade a cercare Ordóñez, che si è abbassato, poi voleva il lancio lungo per Girgenti, Ballariano non l'ha trovato, ha trovato solo Zummo che va in gestione. Giro palla ancora al 90-0-11, ancora male però in gestione lì a centrocampo, e allora Giglio prova a trasformare l'azione di recupero palla in un'azione offensiva pericolosa. Ordóñez, lato corto del rigore, mette dentro col mancino, non può arrivare nessuno, l'ha tenuta in campo Caracappa, che ha cercato anche il rimpallo, poi ancora recuperare il Bagheria. Calcio d'angolo guadagnato bene da Caracappa, che si è impegnato, ha tenuto il pallone in gioco e anche con il rimpallo si è andato a prendere il primo tiro dalla bandierina anche per i padroni di casa. Altro calcio piazzato dopo la punizione dal limite di qualche minuto fa, pericolosa, che Girgenti però non ha trasformato al meglio. Proprio lui, il più basso della compagnia, a battere alla bandierina. Si allacciano le torri di rigore. Ci sono Florio Spampinato, Ordóñez e Caracappa dentro. Mette dentro Girgenti. Svettano i centrali del 90-0-11. Poi Lo Bosco bene in gestione e si salva la squadra ospite da questo calcio d'angolo che poteva risultare pericoloso, facendo forse un po' di fatica la squadra Amaranto nella gestione palla, soprattutto a centrocampo, pressati molto alti sia Pucci sia Mendola, che stanno facendo un po' di fatica lì in mezzo in gestione. Pallone che gira, preso una manata da parte di Fontana, se non erro presa Petrullo. Calcio di punizione per il Bagheria. Proprio Petrullo a battere da Girgenti, che si è staccato sull'automancino, prova ad accelerare, lo stende 2 volte addirittura Fontana, ma è intelligente a non commettere fallo il numero 7, e infatti direttore di gara dà ragione a lui. Girgenti cerca di spiegarsi con l'arbitro, avrebbe voluto fallo in più di un'occasione. Bravo e caparbio però più di lui Fontana a non far fallo e a guadagnarlo per far salire i suoi, che hanno bisogno di un po' di respiro. Zummo diretto verso Lo Bosco, il pallone non arriva e allora occhio a Girgenti in campo aperto che si può accendere. Stava quasi per anticipare Cilafici, che ha già battuto la laterale. Pucci se la cava in qualche modo, poi verso Lo Bosco, più che un passaggio era un tiro. Lo Bosco comunque lo gestisce anche con il rimpallo su Spampinato. Attacca Africano, lungo verso Lo Bosco, occhio a Spampinato e a Florio che la stavano per combinare grossissima, e adesso provano ad attaccare anche gli ospiti. Africano, rendersi pericolosi. Pucci, giro palla
verso Pellegrino col mancino, prova il cross dentro verso Fontana, Abate fa scorrere, poi pallone lasciato terminare fuori da Ballariano, con le mani Abate. Lungo il pallone sempre verso Ordóñez che si abbassa per cercare di far la sponda. Qui non c'è fallo su Caracappa, Pellegrino prende la mira, calcia però male, mette col suo sinistro fuori. Ci ha provato comunque il numero 3, ha fatto anche bene a mio avviso quella posizione limite dell'aria, perfetto il pallone per un mancino, non l'ha presa proprio benissimo però. E infatti si riparte dal basso con Cannizzaro, che abbiamo visto essere sprezzante del pericolo, 2 dribbling tentati e 2 dribbling riusciti nella sua area di rigore. Qui Ballariano ancora proprio da Pellegrino, che stavolta però va a lungo verso Ordóñez, non c'è fuorigioco e allora laterale per Abate. Abate gioca ancora lui, Ordóñez però stavolta non è riuscito a tenerla. Chiamata strana però da parte del direttore di gara, che assegna laterale ai padroni di casa, sembrava completamente il contrario. Poi lancia lungo i Cirafici e ancora laterale nella tre quarti campo offensiva per il Bagheria. Sempre Abate con le mani, vediamo se si appoggia da Ballariano. Non arriva lì il pallone, ma arriva sempre verso Ordóñez, che deve fare la lotta in mezzo a 2. Lancio lungo, Florio non la lascia scorrere, la tiene in campo. Ballariano con la testa, prova Mendola anche con la testa, poi esce in pressing addirittura spampinato, ma adesso si apre il campo per Iezzi, che non si è ancora acceso, non sembra essere entrato in partita. Conosciamo però le sue qualità e sappiamo che si può accendere in ogni momento il giocatore in maglia 10. Caracappa qui gestisce forse un po' male il pallone, chiusura però da parte di Basile, che mette in rimessa laterale. Con le mani si alza Costa per andare a battere. Non c'è spazio per giocarla, si avvicina Caracappa che va a lottare con Mendola. Lancio lungo verso Iezzi, che fa scorrere bene verso Lobosco. Ottima la sponda, Africano ancora verso Iezzi, pallone un po' a metà. È uscito bene Cannizzaro, poi Ordóñez, occhio a Zoom che chiede il fuorigioco. Arriva adesso la segnalazione. E adesso arriva il momento del cooling break, va molto caldo, 31 gradi, qualche minuto di pausa per le due squadre in campo.
Si può ripartire dopo il cooling break. Zoom al fondo. Lungo più verso Iezzi, nel pallone arriva poi Caracappa, ancora Iezzi a lottare contro Costa, non si appoggia da Cannizzaro, Iezzi ancora a lottare, ha preso anche una botta probabilmente sul volto, batte la laterale Costa. Con le mani prova ad andare lungo, non c'è Caracappa, adesso però si apre il campo per il numero 19 Ordóñez, di prima a cercare Girgenti, può arrivare e allora chiude la difesa ospite, Fricano può ripartire, giro palla sull'otto di sinistra, 1 contro 1 di Iezzi contro Costa, occhio che si accende il numero 10 che va a calciare col destro. Troppo morbido però il suo tiro. Poi qui grande palla da parte di Cannizzaro per Girgenti che va ancora a sfidare nell'1 contro 1 del diretto avversario. Bene, in chiusura Cilafici e lancio lungo di Zoom. Poi fallo di Ballariano su Fricano. Lancio lungo che passa Lo Bosco, servito lato corto del rigore, prova a passare, a mettere dentro, chiuso bene Florio nel duello fra capitani. Qui Girgenti prova ad aiutarsi come può anche con l'aiuto di Ordóñez, la maglia di Tabasso si è allungata molto, Girgenti comunque si è inguadagnato laterale. Lungo con le mani, Cilafici con la testa, poi abbatte a cercare Giglio, messo giù, niente, senza fallo da parte di Basile. Chiamata giusta, Pellegrino, verticale Iezzi, prova sempre a sfidare l'1 contro 1 Costa che si aiuta come può e qui deve fermarlo con un fallo. Batte subito Iezzi da Pucci. Fricano ancora Iezzi, adesso un pochino più al centro del campo per far correre sulla sinistra Pellegrino. Visto servito adesso il mancino che mette dentro, il pallone passa, non arrivano né Iezzi nell'inserimento né Lo Bosco. Poi a mandare fuori il pallone Tabasso, si lotta ancora con la sfera che arriva alle parti di Fontana che sfida Abate, mette la gamba davanti bene Fontana e si guadagna con intelligenza ed esperienza il calcio di punizione in zona offensiva. Steso da Ballariano il numero 7, sempre Pucci e Fricano sul pallone come avevamo visto nei primi minuti di partita. Vediamo se andrà nuovamente a battere Fricano. Sì, Pucci si allontana. Chiede movimento ai suoi compagni Florio in area di rigore per difendere al meglio. Fricano mette dentro il pallone, Lo Bosco con la testa, aveva svettato sui centrali difensivi, poi è andato anche a dare un pochino di fastidio sul rinvio di Cannizzaro, è rimasto a terra intanto Girgenti nel contrasto con Mendola, se non erro. Si lamenta col direttore di gara Caracappa che voleva forse fischiato un calcio di punizione. Anche adesso il direttore di gara a catechizzare la panchina della squadra di casa. Troppe proteste a detta sua.
Se hanno la mano il direttore di gara è mister Tomasello. E allora si può ripartire da Zumbo. Tabasso Basile. Si fa vedere Pucci, non c'è spazio per servirlo. Allora si va lungo verso lo Bosco. Grande stop e appoggio col petto verso Iezzi, che con l'esterno ha provato a far correre Vendola, che ovviamente non può mai arrivare su questo pallone troppo lungo da parte di Iezzi, che deve essere un pochino più concreto. Già battuto corto Cannizzaro con Spampinato. Lancio lungo per Costa, che si è staccato bene ancora col braccio largo su Iezzi, che si arrabbia col diretto avversario. Già la seconda botta in viso, che prende il 10. Qui poi lo Bosco nel duello con Spampinato regolare. Costa mette il corpo sul pressing di Vendola, fa scorrere bene. Si può ripartire di nuovo dal fondo come qualche secondo fa. Iezzi si tiene ancora la mano in bocca per il colpo preso poc'anzi. Florio verticale, Abate non controlla, il pallone passa Tabasso sui piedi di Girgenti, che viene letteralmente investito da parte di Fontana, che ovviamente chiede subito scusa. Non prende il giallo, sicuramente il giocatore più pericoloso del Bagheria. Il 90-0-11 sicuramente ha attenzioni speciali per il 10. Ha provato la Veronica, è stato steso da Fontana. Gioca Florio, prova a Girgenti, che si è ripreso, verticale da Abate, rientra bene sul suo destro, poi il pallone a cercare Ordóñez, che non passa. Fricano a gestire poi Tabasso, troppo lungo dalle parti di Fontana, che non può mai tenerla in gioco. Ha già battuto il Bagheria, ha già però recuperato bene Vendola. A puntare Florio, prova ad accelerare, forse sbracciata da parte del capitano della squadra di casa. Ancora il numero 8, mette dentro a cercare lo Bosco, un po' imperfetto, forse Cannizzaro, poi il pallone rimane lì al limite dell'area per Pucci, che calcia, prende uno strano giro però la sfera, e Iezzi allora può puntare Costa e andare sul fondo. Rientra, lancia un urlaccio Iezzi, che forse voleva qualcosa in più nel calcio d'angolo, ma ha comunque guadagnato. Tiro alla bandierina. Fallo. Già battuto corto però. Iezzi mette dentro. Fuori gioco la parte di Fontana, che era completamente solo nelle parti di Cannizzaro, che aveva già involontariamente anche fatto ripartire Girgenti, ma c'è segnalazione di fuorigioco. Allora riparte proprio il numero 1 a cercare Girgenti, non proprio le palle migliori, quelle alte, a servire al suo 10, e la palla termina in rimessa al fondo, quindi ancora una volta da Cannizzaro. Florio, avanza lui, verticale il pallone, Girgenti, che invenzione, velo verso Abate che corre, scivolata perfetta da parte di Tabasso, che mette in rimessa laterale con le mani proprio Abate. Pallone passa, ancora Tabasso a chiudere. Ottima partita fino a qui da parte del centrale 90-0-11, sempre attento. Spampinato, spazio per servire verticale Gio, stop e conduzione sempre col mancino, prova a inserirsi in mezzo a due, è uscito ancora una volta da basso e prova a far ripartire Pucci. Iezzi,
sempre l'1 contro 1 con Costa, lo rivedremo tanto nel corso del match. Mendola si appoggia ancora da Pucci, che lascia il centro del campo per andare sul fondo a crossare. Occhio, il pallone rimane lì, preso un colpo in testa. Cannizzaro si è scontrato col suo compagno Abate, rimangono a terra i due, speriamo niente di grave. Si riparte, si sono rialzati fortunatamente Cannizzaro e Abate, niente di grave per loro. Siamo già in zona offensiva per il Bagheria. Matabasso non è d'accordo e rispedisce indietro i bianchi. Spampinato, giro palla ancora e sempre a cercare Petrullo, che però non gestisce bene. Allora Iezzi accelera, passa area di rigore, mette dentro! È miracolo! Questo è un miracolo da parte di Cannizzaro su Fontana, che praticamente da 0 metri se lo mangia. Non so dire se è più un errore del set o letteralmente un miracolo da parte di Cannizzaro, che comunque fa una parata super e lascia il risultato invariato sullo 0-0. Abbiamo visto quando si è acceso Iezzi subito pericoloso il 90-0-11 Alessio Pellegrino alla bandierina. Chiama forse qualche schema, giocatore in maglia 3, 2 braccia alzate, praticamente tutti i suoi compagni nell'area piccola, il direttore di gara a controllare tutti i blocchi. Si è staccato lo Bosco sul secondo palo, era forse per lui diretto questo pallone. Hanno provato a farlo, questo movimento di Amaranto. Qui poi Pucci stende in pieno Costa, ha preso un colpo e rimane a terra. Ma prima grande super occasione per il 90-0-11 e Cannizzaro che ha messo il mantello da Superman per tenere il risultato sullo 0-0. A mio avviso però forse Fontana doveva e poteva far meglio e ci è andato forse troppo convinto di poter segnare, anzi di avere già segnato, perché da lì nell'area piccola penso che al 95% sia gol. Cannizzaro però non è d'accordo e salva il risultato. Pellegrino lungo, poi Fricano ancora con la testa, ancora duello fra Lo Bosco e Spampinato vinto da quest'ultimo. Poi laterale per il Bagheria, che prova un attimo a riprendersi dopo lo spavento gigantesco di qualche minuto fa. Costa con le mani, steso Giglio arriva ad aiutare Ordóñez, che si è staccato e parte da dietro. Pallone che arriva dall'altro lato da Girgenti, ancora l'1 contro 1 contro Cirafici, dentro il pallone. Zummo, facile con le mani. Adesso si è un po' spenta offensiva della squadra di casa e quell'occasione di poc'anzi farà sicuramente accendere un po' di più gli ospiti. Lo Bosco vuole e chiama il pallone lungo che arriva. Occhio a Cannizzaro, perché stava per essere scavalcato al rimbalzo del pallone. La vuole battere subito Lo Bosco, sì, da Mendola. Ancora il 9 esterno Iezzi, solo Fontana nel rigore, allora chiede lo scambio corto con il suo capitano. Va a lungo poi
Petrullo Tabasso e riparte da Zummo. Con la testa Ballariano si impegna, se non erro, Caracappa per andare con la testa e rimane a terra nello scontro con Pucci. Anzi no, con Mendola, scusate. ...38 sul cronometro, ancora 0-0 e ancora tutto in parità, visto il risultato dell'andata di 1-1. È presto per dirlo, in questo momento sarebbero calci di rigore. Lungo il lancio, Zummo la chiama, l'hanno sentita fino a Tonga. Qualora ci dovessero essere i rigori, speriamo li possano battere qui, che se no non si vedranno molto bene. Tabasso lungo il pallone con Fontana che mette il corpo su Abate e prova a passare. Non c'è nulla. Occhio a Spampinato che rischia tanto da ultimo uomo. Si pestano i piedi anche Mendola e Lobosco. Poi Fontana non lucido nella gestione. Lobosco si arrabbia col compagno. Maiezzi ancora in area di rigore. Prova a puntare ancora Costa. Stavolta va sul fondo. Crocheta provata dal 10 in uno spazio strettissimo. Non è riuscito a passare. Si spiegano ancora Fontana e Lobosco. Non l'ha gestita bene il numero 7, ma siamo già dall'altro lato con Gio che fa correre Ordognez. Ronaldo Ciop provata, area di rigore, chiuso da Basile, dato a basso. E il pallone però torna dalle parti di Caracappa, che ha provato il destro abbastanza velleitario, deviato, e può ripartire Pucci che fa scorrere il pallone fuori, ma Guardaline ha sbagliato la chiamata. Il direttore di gara la corregge. Attimo di confusione. C'è da correggere anche la battuta della laterale, la posizione della battuta della laterale. Ricordiamo anche la nuova regola sui secondi da parte dei portieri. Possono tenere la palla soltanto 8 secondi sui rilanci, che verrà già applicata. Qui perde il pallone a centrocampo il 90-0-11. Allora Girgenti prova a sgasare contro Cirafici. Lato corte del rigore, rientra sul destro. Adesso Cia entra sì nel rigore, aiuta Africano. Poi sinistro di Gio che va però ad uscire e termina fuori, con Zummo che sembrava abbastanza tranquillo nella traiettoria che aveva preso il pallone. Vediamo anche qualche spettatore sui balconi di casa, visto che ancora il comunale di Bagheria è dichiarato inagibile. Sarà a breve però pieno di spettatori. Fricano prova il lancio lungo verso Fontana. Il pallone arriva da Lobosco che non riesce a toccare verso Mendola. La gestisce comunque a ricercare Fontana che corre in pallo. Guadagna rimessa laterale proprio sotto la nostra postazione. Cirafici con le mani incontro Pucci. Gestisce il 4 ancora Cirafici, pallone un po' a metà. Ballariano con grande tecnica e anche con grande ghiaccio nelle vene. Ruleta praticamente nella sua area e poi va a guadagnare la rimessa laterale con il rimpallo. Poi il lancio lungo, Cannizzaro stavolta non la vuole gestire corta. Più lungo che poi il numero 1
cercare Ordóñez, pallone però va da Lo Bosco, prova a girarsi il numero 9, Abate lo anticipa, prova a passare in qualche modo Abate che va lungo a cercare il taglio di Giglio, non arriva a destinazione il pallone e allora gestì Ordóñez, poi Giglio rientra sul sinistro, Zummo risponde bene. Prima conclusione veramente pericolosa in porta da parte del Bagheria, arriva al minuto 43, al tramonto di questo primo tempo. Abate mette dentro, Zummo un po' a metà, per sua fortuna c'era nessuno degli avversari alle sue spalle e andrà a lungo a cercare proprio il suo capitano. Sponda non perfetta, anzi al contrario, ci la fece a svettare su Girgenti. Ballariano chiuso. Con le mani lungo Abate, Ordóñez a lottare, conta basso, poi Fricano a mettere il corpo e a gestire. Non trova però il rimpallo. E la laterale per Abate. Lungo il pallone, ancora Cirafici con la testa, Fricano ad andare lungo da Iezzi. Costa a svettare 2 volte anche sul Mendo, l'ha messo giù, c'è probabilmente vantaggio. Caracappa a cercare di far correre Giglio. Basile scivolata, chiude e finisce qui il primo tempo fischiato dal direttore di gara. Non c'è recupero, 0-0 fra Bagheria Città delle Ville e Bagheria 90-011. Il campo poi dice sempre la verità. Avevamo le polveri bagnate oggi, quindi abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo fare gol, non ci siamo riusciti, però mi tengo la fase di non possesso, mi tengo che siamo stati dei baluardi comunque, e una squadra deve anche saper soffrire. Oggi abbiamo sofferto e quindi soffrire è importante, e quando sai soffrire poi farai bene, e sono sicuro che dalla prossima iniziamo a fare anche gol, perché dobbiamo sbloccarci. Magari abbiamo alzato qualche giocatore in più, arrivavamo anche da dietro, quindi facevamo a doppia superiorità numerica, ci siamo riusciti bene. Abbiamo creato, ripeto, diverse occasioni, anche Manu è entrato bene, sono ottimista, sono fiducioso, perché i ragazzi comunque hanno dato una buona prova contro un avversario che comunque sarà difficile in questo campo, è la loro forza, si sono difesi bene e hanno giocato anche. Faccio i complimenti all'avversario, perché comunque è anche giusto, quando c'è un avversario che ti dà filo da torcere, è anche giusto fare i complimenti a loro, però noi sappiamo quello che dobbiamo fare, già da domani iniziamo a lavorare su quello che dobbiamo migliorare. Se c'è una delle quelle cose che oggi mi danno più fastidio è non essere riuscito a regalare una vittoria a loro, perché oggi la volevo dedicare proprio a loro, e questa è una di quelle cose che mi lascia e mi fa stare ancora molto più arrabbiato. Però sono sicuro che domenica li voglio vedere felici e dobbiamo regalargli questa vittoria, perché oggi sono stati vicinissimi alla squadra, sono venuti in ritiro dove eravamo noi, volevamo a tutti i costi regalargli questa vittoria, non ci siamo riusciti, però domenica devono darci una mano loro e poi alla fine festeggiare insieme. Però c'è un detto che dice che quando non possiamo vincere l'importante è non perdere, e va bene così, una squadra deve anche saper soffrire. Abbiamo visto nella prima partita Macaulay Crisantos, quando sarà il suo momento, immagino pratiche burocratiche, anche perché questo Marsala serve un attaccante in più di esperienza. È arrivato ieri, quindi diamogli il tempo di firmare, già comunque è ufficiale. È un giocatore che ci darà una grossa mano, un giocatore esperto, un giocatore che comunque conosce bene questa categoria, ha fatto anche categorie superiori, e ci darà anche lui una grossa mano come tutti gli altri, perché oggi i ragazzi che ha giocato dall'inizio e chi è entrato sono soddisfatto di tutti. Dobbiamo migliorare un pochettino di più, perché siamo stati un po' lenti sulla manovra il primo tempo. Abbiamo avuto anche un po' paura nel giocare, quindi questa è una cosa che
non perdono assolutamente, perché non dobbiamo avere paura. Che se abbiamo paura di giocare facendo il nostro lavoro c'è qualcosa che non va, quindi dobbiamo subito immediatamente scrollarci questa paura di giocare, perché dobbiamo avere la personalità di provare quello che facciamo durante la settimana e poi allora se sbagliamo mi assumo io le responsabilità, però i ragazzi oggi non posso dire niente perché hanno dato tutto e quindi quando danno tutto io i miei ragazzi li ringrazio sempre, oggi si meritano i miei ringraziamenti i ragazzi. Ognuno gioca con le proprie armi. Loro spezzettavano sempre il gioco, io non lo volevo dire però me l'hai detto tu e quindi mi accodo. Loro spezzettavano spesso il gioco, sono stati bravi perché comunque nei momenti cruciali quel minuto che ti spezza il gioco ti fa perdere il ritmo, ti fa perdere l'intensità, ti fa perdere che ci credi di più e quindi sono stati bravi. Ognuno mette in campo i propri mezzi, fa parte del gioco, quindi ognuno, ripeto, con i propri mezzi fa quello che vuole. Prima di entrare in campo ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della squadra in cui stanno giocando e stanno lavorando. Marsala è una piazza troppo importante, quindi devono essere veramente fieri di avere questa opportunità perché per tutti noi è un'opportunità. E domenica abbiamo bisogno del 12° uomo in campo che sono i nostri tifosi perché insieme possiamo fare grandi cose. Sono convinto, sono sicuro. Sono anche consapevole che riusciremo a rendere felici questi ragazzi che hanno tanta voglia, ma anche noi abbiamo tanta voglia e quindi spero che vada bene. Le nostre qualità sono venute un pochettino meno, anche per demerito nostro, ma anche per merito comunque dell'Accademia che ha fatto una partita dura e ci ha messo in difficoltà sotto questo punto di vista. Un gruppo fantastico, veramente di brave persone e che mi hanno accolto, ripeto, alla grande. Meglio non potevo desiderare per le prime di campionato. Parto principalmente come centrocampista, mezzala più che altro. Mi posso spostare anche a fare il quinto sia a destra che a sinistra, quello è indifferente in base al mister. Poi, ripeto, in base a come il mister mi vede, comunque posso dare una mano alla squadra e io mi sposto. L'importante è che diamo un contributo alla squadra tutti. Principalmente io che sono uno dei più piccoli, quindi mi devo adattare. È una grande emozione perché alla fine sono arrivato qui da pochissimo e ritrovarmi subito una formazione titolare è stato un grande orgoglio, ma anche un modo di merito mio, nel senso che mi sono fatto trovare subito pronto e comunque il mister mi ha visto pronto per poter giocare questa partita. A livello fisico ero pronto, però arrivare dopo 3 giorni subito titolare, fare 90 minuti non è scontato, quindi voglio ringraziare il mister di nuovo e tutta la squadra. Ma avevo avuto l'opportunità di tornarci comunque, insomma, però è sempre una bella emozione, no? Palermo, al di là dell'aspetto calcistico, è una città meravigliosa. Trovo un clima in linea con quello che ho frequentato io, quindi però dai, è bello. E poi il contesto di questo tipo di calcio rende ancora più interessante, più emozionante il ritorno. È bello stare a contatto con i giovani. No, è determinante stare a contatto con i giovani, questo nel calcio ma nella vita in genere. Io credo che mi sembrerà una grande contraddizione dai giovani, uno ha la possibilità di imparare tantissimo, insomma, anche se spesso si crede il contrario, non è esattamente così, quindi vedere giovani stranieri anche, insomma, che vengono da altri paesi di ogni età, uomini, donne, è una sensazione veramente speciale. Qui ha trovato anche diversi amici, com'è il clima alla Cavera Academy? No, il clima è molto conviviale, quindi ho avuto l'opportunità, a parte Marco Amelia, insomma, che ogni tanto ci vediamo a qualche avvenimento, però ho avuto veramente l'opportunità di incontrare Giovanni Tedesco, un fratello, Giovanni che non vedevo da tantissimo tempo, e poi altri, insomma, diciamo così che è un piccolo ritorno al passato. Lei a Palermo non ha vissuto calcisticamente parlando dei momenti bellissimi, Dei giorni bellissimi, però ecco, c'è qualche ricordo positivo che ha? No, ma guarda, io, chi mi conosce lo sa, io non sono una persona rancorosa e soprattutto
so prendere da ogni esperienza anche gli aspetti positivi, come anche dalle belle esperienze so individuare quali sono stati i momenti negativi. Palermo era un momento in cui il calcio veniva fatto a certi livelli e i giocatori erano straordinari sotto l'aspetto tecnico. Credo di aver potuto allenare per poco tempo uno dei migliori Palermo della storia, e non è andata come pensavo potesse andare per 1000 motivi, ma sarebbe anche ridicolo oggi ritornare su certi momenti. Rimane il fatto di aver fatto parte della storia di una società così gloriosa, così importante. C'è qualche calciatore del Palermo con cui è rimasto in contatto? Beh sì, insomma, più di tutti con Fabrizio Miccoli, ma lo ero già prima che io venissi a Palermo e anche dopo. Insomma, Fabrizio è stato un figlioccio, diciamo così, perché vabbè, l'allenatore è stato quello che l'ha lanciato in Serie A, però al di là di questo aspetto sportivo ha sempre mantenuto un rapporto speciale con lui, con la sua famiglia, quindi ho condiviso con lui tante cose, anche quelle negative che l'hanno coinvolto, e non l'ho mai volutamente lasciare solo, perché il legame che ho con lui è realmente speciale. Guardando al Palermo di oggi che punta in alto, secondo lei cosa finora non è andata dopo la sessione al City Group? Ma guarda, stare qui in mezzo a un campo e dire quello che non è andata è la cosa più semplice del mondo. Ho fatto questo mestiere, lo so, lo conosco, quindi a volte bisogna realmente capire le cause. Io per esempio non sono d'accordo con chi, questo mi sento di dirlo, con chi considerava il Palermo una squadra che dovesse per forza vincere il campionato. Però era ovvio che le aspettative, quelle giuste, legittime, erano di un campionato e di una fase playoff migliore di quella che è venuta fuori. Però non chiedetemi le cause, perché ripeto, il rischio è quello di dire delle stupidaggini, anche un pochino una forma vigliacca nei confronti di chi può sentirsi responsabile. Quindi calcio questo, se perdevi la finale playoff era in B lo stesso, non cambiava niente. Chi ha vinto la finale playout è in B lo stesso. Voi immaginate tra Spezia e Sampdoria, cioè quello che è stato il loro campionato, il prossimo anno si ripresentano a zero con nuovi propositi, nuove possibilità, quindi così va il calcio. Quindi Palermo ripartirà per tornare in Serie A, perché è il posto dove credo, adesso non voglio dire debba stare perché è anche una parola eccessiva, però in un posto che può tranquillamente frequentare. Sono tornati in campo le due squadre per il secondo tempo. Nella prima frazione abbiamo visto soltanto una vera occasione pericolosa da parte del 90-011, poi semplicemente un tiro abbastanza facile per Zummo di Giglio. Poche occasioni in una prima frazione che appunto è terminata 0-0, sempre in parità, anche come l'andata che invece è terminata 1-1. Si ricomincia e vediamo chi passerà questo turno di Coppa Eccellenza.
subito ad attaccare gli ospiti con Iezzi. Ancora dentro a cercare lo Bosco, che prova la sponda per Mendola, che ha provato a piazzare la messa alta, ma sono entrati bene in campo gli Amaranto. Si cominciano intanto anche a scaldare i giocatori di entrambe le panchine. Pallone verso Costa. Si impegna Ordóñez a lottare contro Basile. Alla meglio il numero 9, anche trattenuto. Passa con forza, gioca a Girgenti, area di rigore, rientra su destra, cerca lo spazio per concludere. Basile glielo nega. Poi lotta Fontana, ha fatto fallo Ballariano. Un'occasione per parte subito. In questo inizio di secondo tempo le squadre sembrano entrate bene e forti in campo. Ancora Ordóñez che prova la doppia sterzata su Pucci, che però non ci casca. Ha già battuto Mendola, ma è rimasto a terra. Ordóñez che forse ha preso un colpo sul braccio. Sembrava il contrasto Sergio Ramos-Salah in finale di Champions League. Speriamo però per Ordóñez non abbia avuto lo stesso esito di Salah, che lì è uscito con il braccio ingessato. Si rialza il numero 9. E ha già battuto Pucci. Cirafici, ancora Pucci. Si deve prendere un po' in mano questa squadra il regista. Zummo, pressato alto da Ordóñez, rischio gigante di Pucci. Girgenti in anticipo, il pallone rimane lì, non è riuscito però a tenerlo il numero 10 da terra. Fricano si abbassa per andare verticale dal suo capitano. Florio ha trattenuto e ha fatto fallo. Basile, occhio al pressing alto di Gio, quasi gliela ruba. Pellegrino, verticale, il pallone verso lo Bosco. Mendola, Iezzi, sempre nell'1 contro 1 contro Costa. Sarà la 150esima volta in questa partita. Va sul fondo e mette dentro. Il pallone passa sul secondo palo, l'ha tenuto in campo Fontana. Non si appoggia da Africano, adesso sì. Lob in area di rigore, rischio gigante di Florio che quasi stava entrando con la gamba tesa su Fontana, poi svirgolato completamente a Bate. Pucci da basso. Pallone dall'altro lato verso Pellegrino. Costa soltanto per un attimo, arriva bene Mendola sul pallone, poi non passa su Iezzi che forse fa fallo, non c'è nulla, il direttore di gara è lì a pochi passi. Ancora Mendola, gioca verso Pellegrino, chiesto il fuorigioco dalla difesa di casa e chiamato puntualmente al guardaviene. Che protesta degli uomini in campo. Cannizzaro può rimettere il pallone in gioco. Non lungo, va corto da Florio. Petrullo chiama il pallone per Spampinato, arriva
lungo il lancio a cercare Ordóñez. Basile, anticipo secco, non la lascia come aveva suggerito il suo portiere Spampinato, e allora Costa è costretto a mettere in rimessa laterale con le mani Pellegrino. Pucci incontro, Basile, la vuole ancora Pucci, occhio con la gestione, Giglio lo pressa, se la cava Pucci che perde anche una scarpa, la deve andare a riprendere rapidamente. Cirafici a giocare da Fontana. Pucci intanto si è rimesso la scarpetta e può giocare. Il lancio intanto sull'out di sinistra da Iezzi. Pellegrino sovrapposizione, non lo serve il 10, con l'esterno dentro a cercare la sponda di Lobosco, che invece si gira e stava tentando una giocata folle. Ha alzato il pallone col destro, ha fatto una specie di scavetto, poi sinistro al volo. Una giocata da FIFA Street, non gli è riuscita, ma è già da applaudire soltanto per l'idea. Spampinato, verticale il pallone ma regalato a Pucci. Gioca Amendola da Lobosco, lancio lungo buono per Iezzi, di rigore, esce ancora Cannizzaro a chiudergli lo specchio e Iezzi lo prende in pieno. Ha già battuto l'angolo da Pucci corto, prova a puntare il 4, va al limite dell'area dal suo capitano, anzi no scusate, era Africano, pallone poi rimane lì, se lo va a riprendere Africano solo per un attimo, ancora da Iezzi, posizione regolare, ancora in 1 contro 1, si isola sempre, passa, doppio passo, limite dell'area da Pucci che non calcia, da Africano, deviazione di Ballariano, era in porta il destro del numero 20, adesso prova a distendersi il Città delle Ville, ad accelerare Giglio, 1 contro 1 con Basile, rientra dal suo sinistro il numero 11 a giro e il pallone che sfiora il palo alla destra di Zoom e va sul fondo, ma occhio ai contropiedi dei padroni di casa che potrebbero far molto male al 90-0-11. Lancio lungo di Zummo, si lamenta con i suoi compagni, il pallone arriva comunque dalle parti di Fontana che non riesce a toccare col destro, poi fallo commesso a Spampinato, non è d'accordo con la scelta del direttore di gara. Ale, vuoi giocare 18:30? Ale, 18:30 vuoi giocare? Punizione del 90-0-11, Saul corto, è uno schema non riuscito bene però da parte degli ospiti. Cambi in casa Bagheria, esce Cara K, entra in campo col numero 32 Gallina, entra anche al posto di Spampinato Puleo in maglia 2.
e dovrebbe andarsi a prendere il ruolo di centrale dei tre. Adesso Costa, con l'uscita di Spampinato, Florio rimane alla sua sinistra, Puleo va a fare il braccetto di destra, poi invece Gallina va a fare la mezzala al posto di Caracappa. Quando sono passati appena 10 minuti di questo secondo tempo, vogliono subito cambiare le carte in tavola i padroni di casa con qualche cambio che può dare gamba, ma risponde subito la squadra ospite. Vediamo chi uscirà. Esce Fontana ed entra in maglia 11 Serio. Vediamo cosa potrà dare Serio al posto di Fontana, che in questo momento sarebbe potuto essere eroe se avesse trasformato quel gol che pensava di aver già fatto nel primo tempo. Cannizzaro lì si è superato letteralmente e ancora il 90-0-11 ad attaccare. Sicuramente meglio dei padroni di casa in questo secondo tempo. Pallone dentro, svetta Costa, poi calcio d'angolo. Calcio d'angolo fra le proteste dei padroni di casa. Avete visto chiara la segnalazione del direttore di gara. Se non erro sta battendo Fricano. Diciamo che la visibilità non è delle migliori da quel lato del campo. Catechizza gli uomini in area di rigore il direttore di gara. Troppe spinte, troppi allacci. Calcio d'angolo, va Africano, si stacca sempre lo Bosco sul secondo palo e ancora a cercare lui questo pallone. Abbiamo visto questo schema già provato durante il primo tempo con lo Bosco che si stacca sul secondo palo aiutato da un blocco del suo marcatore. In entrambe le situazioni però non è mai arrivata a destinazione la sfera. Cannizzaro è sempre uscito in maniera precisa e puntuale. Ancora il pallone dentro, con la testa a svettare e a mandare via il pallone è stato Petrullo. A ripartire in campo aperto provato Giglio, imprendibile con questo pallone. Zummo in totale tranquillità. Basile, Pellegrino con la testa, Puleo probabilmente il primo intervento della sua partita, poi mette anche giù bene a lottare ancora alla grande il 2. Puleo prova a sgasare, esagera, non gioca da Girgenti, il pallone gli arriva comunque. Ancora il 10, passa in mezzo a 2, in mezzo a 3, Girgenti! Anticipato secco da un intervento perfetto da parte di Cilafici. No, raga. Mi è sembrato un intervento netto sul pallone, ma Girgenti era diventato praticamente invisibile. Era passato in mezzo a 3-4 maglie della squadra. Non c'è il VAR, non ce l'abbiamo. E da qui è sembrata palla piena. Ha fatto un'azione folle Kevin Girgenti, passato addirittura in mezzo a 3, anche 4. Era arrivato in area di rigore, ma Cilafici non è stato d'accordo. Avrebbe fatto un gol incredibile.
Si riparte con Florio che restituisce il pallone con Girgenti. Lo vediamo qui sotto la nostra postazione che sembra essersi ripreso. Prova a rientrare in campo. In questo momento la squadra di casa in inferiorità numerica perché Cirafici è rimasto in campo. Chiusura folle, la sua puntuale a evitare un gol incredibile che sarebbe stato quello del numero 10, che aveva fatto una percussione fenomenale. Abbiamo detto principalmente i due numeri 10 delle squadre, Iezzi e Girgenti, se si accendono cominciano a slalomeggiare in mezzo a 2 in mezzo a 3 uomini, poi sono difficilissimi da fermare e sono loro che sicuramente possono sbloccare la partita e devono prendersi la squadra sulle spalle in un momento in cui la partita non si schioda dallo 0-0 e dal punteggio di parità complessivo, visto l'1-1 dell'andata. Lancio a servire Ordóñez, Tabassi ancora basso ancora con la testa. Costa a vincere il duello col capitano ospite, ancora a lottare Ballariano, se la porta fuori però stavolta il numero 8 è la rimessa ed è Yamaranto con Pucci che gira. Tabasso, messo in alto di Ordóñez, non si ferma un attimo. Lancio lungo di Cirafici, Lobosco, scusate, no, Lobosco ovviamente era Serio, ha toccato il primo pallone della sua partita male, però nessun pallone giocabile ancora per il numero 11 entrato da qualche minuto. Abate con la testa, il pallone arriva dalle parti di Ordóñez che fa tantissimo movimento, svaria per tutto il fronte offensivo, più che un numero 9 è un falso 9 che gira per tutto il campo. Qui ancora ad attaccare i bianchi con Gallina, toccato da Tabasso, non c'è fallo. Fricano in gestione in mezzo a 4, sgambettato, stavolta il fallo c'è. Zummo, lancio lungo a cercare Pellegrino, sponda col petto, Puleo in anticipo e Iezzi allora ha tanto spazio per offendere, accelera il numero 10, Lobosco prova a smarcarsi il pallone però arriva da Serio e l'ha messa dentro il numero 11 al primo pallone toccato della sua partita. La mette dentro Jack Serio che punisce. L'avevamo detto, erano partiti meglio in questo secondo tempo gli ospiti e l'hanno sbloccata con Serio che fa 1-0 per il 90-0-11 che sblocca la partita. Il solito Iezzi a inventare Lobosco, a portare fuori il diretto marcatore, taglio di Serio in posizione regolare che batte stavolta Cannizzaro che non può nulla. 1-0 per il 90-0-11 Jack Serio. Ho detto proprio neanche minuto, forse secondo fa Serio non aveva neanche avuto un pallone buono. Al primo pallone buono punisce e Iezzi mette segno l'assist e quindi entra nel tabellino. Vediamo adesso se l'altro numero 10 Girgenti risponderà. Fricano perde il pallone su Ballariano, no, perché se lo va a riprendere Cirafici. Tabasso, ancora Fricano, male da Pucci, Ballariano se la va a riprendere, tanto spazio per servire Girgenti, occhio perché Girgenti in area di rigore col destro, non becca lo specchio della porta, però il numero 10 che poteva e doveva fare meglio si tocca
anche il flessore, ma era il momento giusto probabilmente per pareggiare la partita per il Bagheria. Appena presa una botta fortissima con il gol di Serio, l'avrebbe potuta pareggiare subito Girgenti, che però non riesce da ottima posizione nemmeno a prendere lo specchio della porta di Zummo. E allora si salva il 90-0-11, che forse dopo il gol del vantaggio si era un attimo addormentata in gestione. Qui prova a riaccendersi Iezzi, ancora dentro da Lobosco, che aveva provato la suolata sull'uscita di Cannizzaro. Gli è rimasto però sotto il pallone e adesso cooling break col fischio del direttore di gara, e forse arriva anche nel momento giusto, soprattutto per i padroni di casa, per riordinare un attimo le idee dopo lo schiaffo subito da Serio, che mette avanti gli ospiti. Finisce il cooling break e si riparte con il pallone gestito da Costa, che va a lungo a cercare Giglio. Non sono sicuramente questi però i palloni per servire gli attaccanti del Bagheria. E ancora Iezzi a sgasare in questo secondo tempo. Fa man bassa Lobosco! Si riparte dal cooling break e fa 2-0 il 90-0-11. Altro assist di Iezzi, che l'ho detto, l'abbiamo detto, quando si accende fa malissimo. Si è acceso 2 volte in questa seconda frazione di gioco, fa 2 assist, prima a Serio col primo pallone toccato da parte del numero 11, adesso il capitano Lobosco che ne ha di rigore, lasciato tutto solo, fa 2-0 e adesso la botta è fortissima per il Bagheria. Grande altra azione di Iezzi, che viene lasciato nuovamente solo nell'out di sinistra. Lì fa la differenza, il fantasista in maglia 10. Grande Peppe! Ma sicuramente gli ospiti in questo secondo tempo hanno approcciato in maniera differente la partita e l'abbiamo visto fin dai primi minuti di gioco. Occhio, perché ancora Puleo si addormenta, ancora a lasciare il pallone a Lobosco, si ferma il numero 9, non si appoggia, va sul sinistro, ha perso il tempo, poi Fricano la tiene steso
Il pallone però arriva ancora una volta da Iezzi, che adesso viene cercato tantissimo dai suoi compagni e cerca addirittura il terzo assist. Adesso il Bagheria è uscito completamente dal campo, è il 90-0-11, fa quello che vuole. Iezzi cerca il terzo assist del suo match, Mendola spara sulla rete esterna, ma sono entrati malissimo anche dopo il cooling break i padroni di casa, che hanno anche effettuato un altro cambio. È entrato Boatta e occhio ancora qui a Costa che si addormenta, e Iezzi ancora a recuperare, vuole anche segnare, no, perché si appoggia ancora da Serio. Il suo destro sfiora il palo, ma il 90-0-11 ha avuto tre occasioni in appena un minuto. Gli uomini in bianco hanno abbandonato il campo. Non la stanno chiudendo però gli ospiti, che sul 2-0 adesso devono essere cinici per andare a mettere il terzo e chiuderla. Sembrano essere usciti dal campo i padroni di casa senza senso. La tenuta psicologica del Bagheria, che dopo aver preso il primo gol sembra essere completamente fuori dal match. Il secondo quasi ha tagliato le gambe e il terzo poteva arrivare lo scorso minuto con 3 occasioni incredibili da parte degli ospiti, che ancora vanno a recuperare qui con Mendola e prende fallo. Ma abbiamo vissuto 2 minuti intensissimi, con il 90-0-11 che mette dentro il secondo, con Capitan Lobosco ancora ben imbeccato da Iezzi, che su quella fascia sinistra sta facendo letteralmente quello che vuole. Adesso saranno guai per Boatta appena entrato, perché Iezzi in questo secondo tempo è entrato con un'alta grinta, con un'alta testa. Qui Serio ha messo a terra un pallone folle, mette dentro da Lobosco, si è inserito Mendola nello spazio. Serio si inventa e mette giù una palla fuori di testa. Mendola si inserisce alla grandissima alle spalle di Lobosco. 3-0 del Bagheria 90-0-11, ed è incredibile quello che è successo negli ultimi 5 minuti, perché i padroni di casa sembrano essere usciti dal campo e gli ospiti hanno messi dentro 3 e hanno probabilmente chiuso qui la partita già a 20 dalla fine. Incredibile. Gli ultimi 5 minuti del match. Quanto conta sbloccare la partita, soprattutto dal punto di vista psicologico. Quanta forza, quanta fame, quanta voglia ha dato quel gol di Serio agli ospiti. Ha cambiato letteralmente la partita il numero 11 dal punto di vista del tabellino, ma soprattutto dal punto di vista psicologico. Gol e assist per Serio, doppio assist per Iezzi, che qui ancora va a recuperare. Adesso vuole mettere dentro anche lui il gol, la sposta alla grande, va col destro Cannizzaro. Adesso si sta giocando praticamente a porta romana, incredibile. Poi ha preso anche un colpo qui Iezzi. Serio comunque a gestire ancora da Mendola, che si appoggia da Pucci, rimpallo ancora Pucci, limite dell'area, voleva girare da Lobosco, poi Ballariano, Giglio. Adesso non ne gestiscono più uno i padroni di casa, che provano qui a recuperare con Ordonez. Pellegrino è rimasto a terra, Giglio prova ad accelerare nell'1 contro 1 contro Basile. Va Giglio per cercare di riaprire la partita e dare ancora un senso. Area di rigore, è passato, Giglio messo giù, fallo di mano è chiamata, a mio avviso, giustissima. Ci ha provato Giglio con un po' di furbizia a cadere sul tocco di Basile, che è stato praticamente impercettibile. Bravissimo il numero 6, un po' meno a mio avviso Giglio, perché c'erano 3 suoi compagni soli in area di rigore. Ha provato l'azione personale il numero 11 e poi ha preferito cercare il calcio di rigore piuttosto che metterla a rimorchio per qualche suo compagno. Adesso anche un mezzo tafferuglio fra Iezzi
e se non sbaglio Florio, si spiegano anche i due capitani. E Zummo chiama i suoi sul lato sinistro per andare a rinviare. 3-0 è partita che senza paura possiamo dire sembra messa in banca per il 90-0-11. Si è messa completamente in discesa dopo il gol dell'1-0. È incredibile come il Bagheria sia uscito psicologicamente ma anche fisicamente dal campo. Dopo il gol che l'ha sbloccata da parte di Serio, ne hanno presi poi 2 in fila. Puleo mette dentro il pallone, Tabasso bene con la testa a mettere in calcio d'angolo. Adesso prova almeno una reazione d'orgoglio la squadra di casa, perché questa è una batosta fortissima. Penso che neanche nei migliori sogni la squadra ospite pensava di poter andare 3-0 alla fine del primo tempo, in cui regnava l'equilibrio e lo 0-0. Giglio ancora entrare nel rigore, lo Bosco non lo molla, Giglio passa, bella chiusura da parte di Mendola, poi Pucci verticale da Iezzi, lancio lungo perfetto per Serio, 1 contro 1 con Gallina, è inciampato il numero 11 e Gallina ha chiuso. Serve una scossa ai padroni di casa per almeno cercare di provare ad andare a riprendere la partita, e forse sarebbe questo l'unico momento per andare almeno a riaprirla, per provarci. Qui fuori gioco da parte di Giglio. Lancio lungo, lo Bosco col braccio. Lungo il lancio di Cannizzaro. Puleo, Ordognez. Cercato ancora il numero 9. Il pallone torna da Ballariano. Fricano. La prima idea è sempre quella di cercare o lo Bosco o Iezzi. Lancio lungo di Florio, chiudere Cirafici. Fricano a lottare in mezzo al campo, esce sempre il 20 palla a piede, anche con la Veronica, con tanta qualità, con tanta tranquillità adesso, perché il risultato glielo permette. Poi Zummo a gestire da Pellegrino, grande pallone imbeccato dentro per Mendola, che fa correre Iezzi, che ha ancora fiato in corpo per sgasare, a puntare diretto avversario. Boatta prova a passare, ancora Iezzi a lottare, se la va a riprendere nonostante l'avesse persa, mette il corpo e guadagna calcio d'angolo monumentale il numero 10, quasi ingiocabile. Adesso ovviamente non c'è nemmeno nessuna fretta di battere, va corto comunque il pallone verso Pucci, che mette dentro col sinistro. Occhio a Cannizzaro, che si stava per rendere le cose complicate da solo. Pellegrino, lo Bosco si è abbassato per gestire, è tornato Ordognez, ma lo Bosco aveva comunque tenuta. Poi lancio lungo verso Piccone, Cirafici comunque a gestire bene, poi Boatta con la testa prima che il pallone arrivi dalle parti Iezzi.
Può giocare da basso. Firafici, Pucci. Si addormenta Serio. Gliela ruba Picone. Ballariano. Mette il corpo Ordóñez e prova a girarsi. Lo fa alla grande. Boatta. Pallone a cercare Gallina. Rimpallo e però premia Zummo. Adesso i minuti scorrono inesorabili per il Bagheria. Sentite i secondi. Era a 3 secondi dal calcio d'angolo da concedere il calcio d'angolo agli ospiti di Zummo. Ha tenuto 5 secondi il pallone in mano. Ricordiamo sempre massimo 8, la nuova regola introdotta quest'anno. Tanto cambio per gli ospiti. Applausi per Pucci che abbandona il campo. Entra Piraino. No, è uscito Iezzi. Non è uscito Pucci. Sembrava stesse uscendo. Alla fine è uscito Iezzi. Ci sarebbe da fargli una standing ovation. Non c'è pubblico. Nessuno gliela può fare. La facciamo noi almeno a voce. E gioca Serio a ripartire dal suo portiere. Zummo. Firafici. Puleo, gamba tesa, forse non c'è nulla. Pucci. Tabasso. Florio Boatta. Lungo a cercare Gio, a svettare con la testa Basile. Poi Pellegrino l'ha tenuta in gioco. Lo Bosco fa passare bene Serio. Adesso forse si va a prendere il ruolo di Iezzi. Mette dentro ancora da Lo Bosco che si stacca al limite dell'area. Pucci in gestione totale il 90-0-11. Serio si isola l'1 contro 1. Doppio passo, va sul fondo, sul suo mancino, mette dentro il pallone, deviazione di Costa, calcio d'angolo. Corto l'angolo, Pellegrino l'ha messa dentro ma ha calciato direttamente alle parti di Cannizzaro. Facile il pallone. 82 sul cronometro e la partita sembra aver preso ormai la via del 90-0-11. Qui Puleo steso, non c'è fallo. Serio a gestire il pallone, va dentro dallo Bosco, se lo fa quasi da solo Petrullo. E altro calcio d'angolo per il 90-0-11. Pellegrino si fa vedere corto. Piraino arriva per lui il primo pallone. Basile, Zummo da basso, Piraino. Basile, Pellegrino in gestione di Amaranto, lungo il lancio verso Serio, prova a passare, steso ma arriva Africano in aiuto, entra in area di rigore, altro calcio d'angolo. Angolo
sempre corto come da prassi. Pucci a puntare, vuole provare a passare in mezzo a due, ci riesce, doppia finta, area di rigore, triplicato Pucci, ha esagerato, non c'è fallo, ha recuperato Piraino solo per un attimo, poi pallone lungo verso Giglio, Basile lo contrasta e lo chiude, rimessa laterale, avrebbe voluto la palla per lui, il 6, laterale invece per Boatta. Già giocato il 24, verticale Ballariano, in mezzo a 3, cerca di tenerla in campo, ci riesce, Giglio messo giù, non c'è fallo secondo il guardaline che era lì a pochissimi passi. Qui Florio costretto a strattonare Serio, prende il giallo. Africano, del pallone in gioco, mette dentro col sinistro per il colpo di testa di Mendola che fa doppietta e fa 4-0 Fricano, bene sul fondo col sinistro dentro, e Mendola ancora con l'inserimento da dietro in area di rigore, stavolta con la testa fa il gol del 4-0, 90-0-11, avvalanga sul Bagheria. E adesso, se prima c'era qualche paura, timore che il Bagheria potesse andare sul 3-1 e magari provare a riaprirla, il 4-0 è la sentenza definitiva. Passa il turno di Coppa Italia Eccellenza il 90-0-11 con una grandissima prestazione. Nel secondo tempo sono entrati gli Amaranto con una testa, con una mentalità diversa in campo, tutto il contrario rispetto ai padroni di casa. C'è stata partita soltanto per i primi 10 del secondo tempo, poi il primo gol di Serio pochi minuti dopo il suo ingresso ha cambiato completamente le carte in tavola e il corso del match, che adesso si appresta a terminare su un risultato pesantissimo per i padroni di casa, 4-0, 4 gol presi nel secondo tempo. È una tenuta soprattutto mentale sicuramente da rivedere per l'inizio del campionato. Ricordiamo, il debutto sarà contro l'Accademia Trapani in casa per i padroni di casa quest'oggi. Qui altro fallo da parte di Ordognez, stavolta a centrocampo su Serio. Cambi per gli ospiti, esce Pellegrino, entra Pennisi, poi entra Raia e vediamo chi abbandona il campo. Tabasso, e anche per lui c'è da spendere una parola, perché insieme a Basile ha fatto una partita perfetta a mio avviso, nessuna indecisione, tante chiusure importanti e senza mezzi termini. Il duo centrale fa ben sperare al Bagheria 90-0-11, che adesso appunto cambia proprio i due centrali e Basile va a fare il terzino sinistro al posto di Pellegrino, proprio il 6 qui a prendere subito fallo da parte di Petrullo. Adesso anche un po' nervosi probabilmente i padroni di casa, un risultato che sicuramente non fa piacere in un derby così sentito, in una partita che significava passaggio del turno di Coppa Italia Eccellenza, le prime due partite ufficiali della stagione prima del debutto in campionato. Abbiamo già parlato del debutto che sarà per il Bagheria, sarà fuori casa invece quello del 90-0-11, che però arriva con un morale sicuramente altissimo, al contrario dei padroni di casa. Andrà sicuramente però a giocare in un campo complicato come quello del Castellammare,
e vediamo quanto peserà dal punto di vista emotivo il risultato di questo match. Qui subito, prima chiusura da parte di Pennisi in rimessa laterale. Ordóñez col sinistro a cercare Picone, fuori gioco. Qualche secondo alla fine, non, almeno che abbia visto, non ha comunicato il recupero il direttore di gara, probabilmente anche per il risultato non lo concederà. Vediamo. Lancio lungo di Zummo, sempre a cercare lo Bosco. Boatta prova a ripartire, lungo il lancio a cercare Ordóñez e prova a sfidare Pennisi, che chiude bene. 2 palloni per il 16, 2 doppie ottime chiusure. È entrato bene e sicuramente il risultato lo agevola. Lo Bosco sempre col colpo a gestire, stavolta la perde. Giro palla nei padroni di casa. Puleo cambia tutto verso Gio che non controlla. Siamo a 90 e 30 e allora il recupero, immagino che il direttore di gara l'abbia concesso. Sta guardando il cronometro e ha il fischietto in bocca. Laterale di Basile e arriva qui il triplice fischio del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi. Bagheria 90-0-11 che passa il turno di Coppa Italia Eccellenza con un nettissimo 4-0 nel derby contro il Bagheria. Un secondo tempo spettacolare da parte dei Granata. Un saluto da parte di Davide Sgroi e Sportissimi e ci vediamo alla prossima.